Buonasera Antonio. Sì, buonasera. Io quello che volevo chiederti, naturalmente il risultato finale dà grande soddisfazione. La cosa che ti dà più orgoglio è l'approccio della squadra alla partita, l'aver occupato gli spazi in quel modo, aver dominato per larghi tratti il Milan, o la capacità anche della squadra di essersi tirata fuori da quel momento di sofferenza iniziale del secondo tempo e aver rimesso il secondo tempo esattamente nello stesso modo in cui avevate chiuso il primo? Sicuramente c'è soddisfazione nel vedere la crescita, no? La crescita della squadra, nel gestire anche diversi momenti, diverse fasi della partita. Io penso che il primo tempo nostro sia stato un primo tempo di altissimo livello, dove è terminato 1-0, però abbiamo avuto tantissime occasioni per arrotondare il punteggio. Poi è iniziato il secondo tempo, c'è stato questo angolo che non lo so se era se fosse angolo o meno, almeno io dalla panchina pensavo fosse rimessa, e in quella situazione abbiamo rischiato. È stato bravo Samir, abbiamo in quei 5 minuti stretto i denti, e dopo abbiamo ripreso a giocare, ripreso a fare quello che sapevamo. È inevitabile che il Milan, essendo in svantaggio, doveva provare ad aumentare i giri, a provare l'intensità e quindi creare delle situazioni. Noi siamo stati bravi, i ragazzi hanno seguito alla perfezione la partita che avevamo preparata, sia nella fase possesso che nella fase non possesso, e sono contento e orgoglioso perché meritano, perché sono ragazzi, noi lavorano tanto. È inevitabile che poi quando arrivano dei risultati importanti è più semplice anche farli lavorare anche col sorriso. Non ci sono state operazioni di mercato, però siete stati bravi, sei stato bravo a rimettere dentro il progetto in maniera proprio attiva due giocatori che erano già forti di loro ma avevano bisogno di ritornare ad essere importanti per l'Inter, mi riferisco a Perisic e Eriksen. Questo proprio nella rosa che hai a disposizione, che valore aggiunto è aver rimesso dentro due giocatori bravi che però ad un certo punto sembravano un po' distanti da quelle che potevano essere le tue richieste, le tue esigenze e quelle della squadra? Sì, ma io parto sempre dal presupposto che il tempo è galantuomo, quindi è inevitabile. Se andiamo un po' a ritroso, quando mi chiedevano di Eriksen dicevo che ci sono dei calciatori che magari migliorano subito, entrano subito, no? Attecchiscono subito. Faccio un esempio: Barella, Bastoni, che sono passati da giocare, no? Dal Cagliari al Parma, ha recepito subito, hanno fatto questo salto, e altri giocatori che hanno bisogno un po' più di tempo. Per quello che riguarda Christian, sicuramente il fatto di aver giocato in un campionato diverso, non sapere la lingua, nell'ultimo periodo lui comunque l'ultimo anno non aveva giocato, quindi secondo me aveva anche un po' perso determinate, un po' di intensità, di ritmo. Inevitabile poi deve entrare dentro un'idea di gioco. Io ho cercato di trovare anche la situazione migliore per esaltare le sue caratteristiche, ma anche senza penalizzarci. Infatti, adesso lui è... Infatti con Giancarlo volevamo proprio sottolineare questo, cioè a un certo punto, siccome si è parlato del doppio play, del regista eccetera, ma la posizione gliel'ha trovata Antonio Conte, come mezzala è perfetto, cioè è il suo ruolo. La mezzala dell'Inter tua. Esatto. Sì, una mezzala un po' atipica, perché noi siamo passati un po' dal trequartista, perché noi abbiamo cambiato anche sistema per dare spazio a Christian. Poi comunque questo ci provocava degli squilibri, eravamo molto offensivi e creavamo tante situazioni, però prendevamo anche tanti gol. Siamo passati poi a una situazione dove ho cercato di fargli fare qualche partita proprio da play a posto di Brozo. Adesso lui è una mezzala atipica, perché aiuta Brozo in fase di costruzione, al tempo stesso ha la possibilità di sganciarsi un po' meno rispetto a Barella, a Nicolò, perché Nicolò ha più... Ecco. Non lo sentiamo. Ha più gamba, più inserimento, più volume. Stesso, anche Christian deve aiutare nella fase di possesso. Però questo ragionamento è molto interessante, Antonio, è sempre come dire, perché quando troviamo un allenatore che fa una serie di riflessioni e non va avanti in maniera manichea su un'idea di gioco e si fissa soltanto su quella, un'idea di calciatori e si fissa soltanto su quella, allora è lì che poi dopo magari viene fuori anche la differenza. Sì. Tu già fai la differenza, Antonio, per come fai giocare le due punte insieme e come giocano l'una per l'altra.
Quindi, cioè, alla fine il cercare il posto per Eriksen, in particolare trequartista, ti dava più svantaggi. Veramente io provo a guardarle un po' tutte le squadre, ma come tu riesci a far giocare insieme i due attaccanti con i movimenti e soprattutto a servirsi l'un l'altro? Ricordo una cosa a questo proposito, Bergo mi aveva detto: se mette Eriksen nel ruolo di trequartista, comunque se gioca al trequartista, questo comporta che i due attaccanti un po' si allargano, e questo può essere un problema per l'Inter. È giusta come interpretazione? Sì, è inevitabile che giocando col trequartista poi porti sistematicamente lo schermo, no? Davanti a due attaccanti, quelli poi sono costretti chiaramente a giocare un pochettino più lontani uno dall'altro. Noi l'abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto anche delle buone partite, creavamo tantissimo, però al tempo stesso eravamo un po' meno equilibrati nella fase difensiva. Adesso il fatto di aver lavorato con Christian, lui, ripeto, si è messo a disposizione, perché non dimentichiamo, non solo nella fase di possesso ma anche nella fase di non possesso, ragazzo che il calcio lo capisce, lo vede. Secondo me ha aumentato anche l'intensità, ha aumentato i giri, e lo stesso dicasi anche per Ivan, per Perisic. Io penso che come esterni noi abbiamo due ali, perché anche Hakimi è un'ala. È un'ala che anche lui, se vi ricordate all'inizio, ha fatto più di una panchina, perché doveva capire che c'era da fare tutta la fascia, c'era da fare la fase offensiva e la fase difensiva. Ivan anche è cresciuto tanto da questo punto di vista, è merito suo, perché l'anno scorso faceva fatica ad accettare questo tipo di situazione. Quest'anno è venuto con grande spirito, con grande abnegazione, e secondo me adesso sta facendo veramente bene in quella posizione. Sono contento perché mi sono comunque lavorando, ci siamo ritrovati due giocatori in più a disposizione. Per me è tanta roba, ecco. Adesso diranno che vince lo scudetto, Antonio, sai? Sai, però io ti dico, no, vabbè, ma quello premetto i complimenti, ma nelle ultime 15 partite a me piace, anche prima discutevamo come è cambiata, quando, quanto. Nelle ultime 15 partite hai non solo il miglior attacco con un buon 25% di gol in più rispetto al secondo e il 30% di tiri, ma hai anche la miglior difesa. E allora, com'è cambiata piano piano? Abbiamo raccontato, hai fatto delle scelte in difesa a un certo punto. A un certo punto hai proprio scelto quei tre, e a meno di 40 di febbre giocano quei tre. Hai fatto delle scelte anche nell'assetto a centrocampo e l'hai appena raccontate. Adesso ti puoi permettere di aggiungere una catena di sinistra che produce calcio, equilibra un po' il vostro modo di attaccare, che prima era un po' sbilanciato sulla destra. Sono titoli che vogliamo dare noi, c'è un segreto che invece che è quotidiano, che non conosciamo, ma queste 15 partite raccontano un altro campionato. Ma io penso che l'unico segreto che noi abbiamo è il lavoro. Chi ha la pinetina, al di là dei calciatori, chi gira la piede capisce che il segreto nostro è il lavoro anche importante, ripeto, e di questo sono grato ai calciatori, perché loro si mettono a disposizione, non sempre trovi una squadra che ti dà completa disponibilità. Quindi io penso che questo sia il segreto, il lavoro, perché il lavoro ha portato alla crescita di ogni singolo elemento, e secondo me le nostre fortune passano esclusivamente dal lavoro di squadra, e quello spetta a me, ma conta anche a far crescere singolarmente tutti i calciatori, e io penso che questo noi lo stiamo facendo, e questo mi rende orgoglioso e mi lascia comunque più sereno, ecco. Mi lascia più sereno, nonostante sia stata un'annata un po' particolare sotto tanti punti di vista. Com'è il sorriso di Antonio Conte? Vediamolo un attimo prima di salutarci. Eccolo qua. Grazie Antonio. Sì, allora, volevo fare prima di tutto volevo ringraziare i tifosi, e comunque ci teneva anche la squadra affinché dedicassimo questa vittoria, perché loro sono stati veramente eccezionali. C'è stata un'accoglienza oggi che ha fatto venire i brividi, ci ha responsabilizzato ancora di più, ci ha dato più pressione, però è stata una pressione positiva vedendo il risultato. Poi al tempo stesso un'altra cosa, che sicuramente questa è un po' più come ambiente Inter, l'avevo già detto ieri, però ci uniamo ancora al dolore per la scomparsa di Bellugi, ci uniamo al dolore della famiglia, sicuramente una grave perdita.
e dispiace, mi faccio portavoce, ecco, dell'ambiente Inter, di unirci ancora di più alla famiglia per questo triste momento. Grazie Antonio, una vittoria da dedicare al grande Mauro Bellugi, che ha avuto un bellissimo passato interista. Grazie Antonio Conte.